Pronto? Buongiorno Filippo, salve, ti chiamo per le gomme, le 2 gomme Michelin. Sì, salve. Salve. Senta, le posso chiedere una cortesia? Mi Sono dica. un attimo impegnato, ci possiamo sentire tra 5 minuti? Le posso lasciare il mio numero? Sì, Perché purtroppo io quando chiamo sono anonimo dall'ufficio, capito? Può segnare? sì, 339 sì, 214 sì, 76 sì. 517940 9, 480 no, 52 39 339. 5 Morra, Tombola 48 Infatti. Morto che parla 5 Amana 10 Maradona e No, di mi- 5 un attimo che sto signore che ha fatto Ambo non c'è Natale 33 segnato No. l'anno di Cristo 90 a paura ragazzi, ma sono proprio non fame, ma io sono fame, sono fame, sono fame. Chiamiamo qualcun altro. Allora, un articolo interessante. Giorgia di Salerno ha una valigetta in pelle. Ah, però, cara Giorgia, allora noi proveremo a comprare la tua valigetta in pelle. Attenzione, battaglione. Giorgia con la sua valigetta in pelle. Ma che bella questa valigetta in pelle di Giorgia. La sto guardando, è veramente bellissima. Pronto? Sì, buongiorno, salve, io chiamavo per la valigetta in pelle. Sì, Ma era della signora Giorgia? ditemi. No, perché io ho letto Giorgia e poi mi rispondete voi, non penso che voi siete Giorgia. Sono tuo frate Giorgio. O frate o Giorgia? Scusate, mi diletto, faccio pure un cabaret, capite? Non conviene, quello che giustiane a lire. Lo so, e io pensate che io e mia moglie, io faccio lo spedizioniere, no? Ma per esempio Sì. sto in cassa integrazione. E per la verità arrangiavo un po' che ci vicino a mia moglie, ma che dici? Io faccio spettacoli cabaret, io mi metto a raccontare barzellette. Ha detto moglie, mi ha detto, ma tu non fai ridere manco in mosco, pensate che stima. Accia Maria. Veramente, però sono simpatica, dice la verità, sono simpatica. Come faccio tu? Ma posso raccontare una barzelletta? Però mi da fare ridere, giro con dei cose. Però io adesso vostra moglie. per me va bene, però ad essere sincero, se vi faccio ridere da ridere, veramente se non vi fa ridere non vi fa ridere, va bene? Sentite bene, che sacca, pigliamo i carabinieri, un coppia i carabinieri, va buono? Sì. Sentite che sacca come che cacchio. Allora stanno i carabinieri che bello e buono organizzano una conferenza stampa che bello e buono devono andare sul sole. Allora tutti i giornalisti, sai, tutti interessati, ma che stanno dicendo? Chi l'hanno in coppo solo? Ma come si fa? Come non si fa? Tutti quanti fanno le domande strane. Sentite, ma dicetemi una cosa, ma la navicella chi l'ha costruita? E tutti quanti rispondono, quello è stato il cantiere, così, a Lenia, qua, così, a là. Belle e buone si fanno anzi un giornalista, curto, e dice, scusate, una curiosità, no, perché cani ce lo sto a domandare. Ma come farete ad andare sul sole senza bruciarvi? E un maresciallo risponde, domanda intelligente. Indovinate un po', andremo di notte. Perché vanno in notte? Voi non l'avete capito, scusate, mi ha fatto ridere. No. Andremo di notte, giustamente o sole, no? Chi lo dice o sole è giorno, cosci, ma di notte o sole non ci sta, no? Cioè, lì. E non l'avete capito. Allora avrei ragione vostra moglie. E non vi ha fatto ridere, Avrei ragione vostra moglie. Ma me ne rignate, aspetta che sei breve però. Perché mi dà la seconda possibilità. Allora stanno 2 pumaroli che stanno attraversando la strada. Sì. Fa uno fa, oh, accorto camino! Dove? Avete capito? No. Ma che sta bello però! Stavo passando, vorrei che proprio tu così. Secondo me mi devi affaticare. È meglio che faccio spedizioni. Sì, no, è meglio che facete proprio non mi scrivo. Se non vanno a affaticare portato un pacco per no. Lourdes
l'ultimo mi da far raccontare perché questo è bello, l'ultimo. Però Vabbè. questo l'ha da ascoltare con attenzione, altrimenti poi veramente cagno mestiere non vi racconto più barzellette. Ok? Ok. Allora, bello e buono, in coppa aerea, bello e buono, tutto quanto stanno a metà crociera, il bello e buono bim bom, arriva sapete l'annuncio del comandante. Salve vostro comandante che vi ascolta. E noi da circa 20 minuti arriveremo a Milano, nel frattempo stiamo sorvolando il lago di Bolsena, vi auguriamo una buona crociera, la temperatura fuori, eccetera, eccetera, eccetera. E poi si scordo l'interfono appicciato. Ok? Saremo a sentire, bello e buono, chi si parla, fa vicino l'aiuto pilota, fa, oi bello, mo metto pilota automatico. Prima vado in due bagni e mi vado a fare la grandissima, capite ma a me, no? Però voglio Bella chiamare, cagata. però a Rob chiama quella bella hostess Giulia, quella bionda, la faccio venire qua dinda e mi faccio fare un bello servizio. Nel frattempo l'hostess che giustamente dice come mette nome sta in da cabina e bello e buono fa una corsa per bloccare il comandante che parla, un vicchiarella ferma e fa signori, hai toccato ai primi in due bagni. Ma mi sa ridere, mi è piaciuto questo. Basta che un pizzariello ne era il mio proprio uno. Vabbè. Sentite, comunque, vabbè, è stato un piacere sentirvi. Tornando un attimo alla valigetta, che uso è stato fatto? Che verità, posso essere sincero, io la volevo dare a mia moglie come borsa. Che siccome la verità è che siccome la fatica e sono a cassa integrazione, a fuocomico non so buono, perlomeno la metto in coppa a strada, c'ha già accattato la burzetta. Quello si è regnato pure. E allora per incentivarmi, visto che stava 20 euro, manco per me venire a pigliare fino a salire, perché mi ha regalato. No, come aspetta. Va bene, vi ringrazio, allora ci sentiamo a Sivorno, ok? Un Un abbraccio, volete sentire una barzelletta? No, Meglio così, perché ne tenevi più, i tre ne sapevo, ma boh, arrivederci, state per buono, mannaggia che